Gennardino Barone, 157 anni dalla nascita di Pirandello, viene festeggiato con un evento che si terrà stanotte alle 3 presso la casa natale. Sì, era di venerdì, come stanotte. Vedi caso, strano, molto strano. Dopo 157 anni, di nuovo venerdì. Pirandello nasce lì per caso, doveva nascere 2 mesi dopo. Pirandello è un figlio settimino, e in dialetto si dice figlio settimino o diavolo parrino. E stasera noi festeggeremo e celebreremo veramente per la ennesima volta Caddi come una lucciola, un evento che non può mancare, perché ci sono molte associazioni che credono in Pirandello, sono dei veri pirandellisti. Parlo non solo del Parco Letterario che rappresento, ma ci sono associazioni come l'Associazione Concordia o l'associazione di Paolo Cilona, il famoso Cepasa e tanti altri artisti che saranno presenti, che verranno appositamente, e la manifestazione non sarà solo culturale, di luci e suoni e note, ma ci sarà, come sempre ci ha insegnato Stanislao Nievo per i parchi letterari, la degustazione finale con la scursonera sotto le stelle. È qualcosa di particolare che succede ogni tanto, e quest'anno sarà un anno molto particolare. Quindi un invito ai tanti che vogliono partecipare all'evento. Certo, sappiamo già che sono tanti e saranno tanti, e speriamo che questo tanti sia anche di più, perché poi avranno due tempi la manifestazione, una proprio in adiacenza al cortile esterno della casa natale di Luigi Pirandello, con gli invitati e tutti coloro che celebreranno il momento, e poi ci trasferiremo, diciamo, alla pergola dell'immaginazione del caffè letterario, dove seduti per bene ognuno leggerà, reciterà o si esibirà nel campo artistico in cui è preparato e pronto per dare un segno di vitalità a questo genio che tutti ci invidiano. Lo abbiamo saputo non solo dai turisti, che Pirandello è addirittura ad Agrigento valorizzato per il 3% di quello che gli vale. Turisti pirandellisti che vengono in questi giorni, visto le vacanze preestive, a guardare la casa natale, a visitare il famoso punto dove c'è la rozza pietra con le ceneri, e l'abbiamo saputo anche dal nostro primo cittadino, il sindaco, che come sindaco sta girando tante capitali della cultura e tutti gli dicono: noi vi invidiamo Pirandello, non vi invidiamo la Valle dei Templi, noi vi invidiamo Pirandello, che ancora non viene valorizzato e che noi sappiamo che è il genio del Novecento.